Scendo un attimo a bere acqua, dottore, permette? Approfittiamo della sosta per far conoscere al viaggiatore che attraversi questi paesi senza finestre quello che c'è al di là dei muri senza intonaco, desolati e grigi. Giardini, fiori, colori vivaci e chiari. Così sono le vecchie case dei sardi. Non conta l'aspetto esteriore, ma quello che c'è dentro. Non la facciata, ma il cuore. Buongiorno Lucia. Ora mi dà una fiacca. La nostra guida è il signor Antonio Ferino ed è lui che ci ha fatto notare la particolarità di queste case. Ci hanno detto che è un ragazzo sveglio, abituato ad accompagnare visitatori illustri. Una volta, e ha fatto colpo, perfino una commissione di ingegneri cinesi in visita agli impianti del Flumendosa. Questa cosa viene qui cinese? No, questo orologio è Sarrai. Sempre vasca adesso. Sempre in Ecco, giro, sì. ha detto alla ragazza che questa volta non siamo cinesi, ma della RAI. E il Riulum ormai sì. Grazie, arrivederci. Dio. Vede, dottore? Questa è la prima piana ad essere irrigata dalle acque del Flumendosa. Ed è così che di colpo si presenta ai nostri occhi una terra che fa impressione. Arso dal sole, tutto questo retroterra alle porte di Cagliari è già il Campidano. È una pianura lunga 70 km e larga 30, la più vasta della Sardegna. Incomincia nel Golfo di Cagliari e termina nel Golfo di Oristano. Ogni 10-15 km appare un paese fatto dei soliti muri grigi senza finestre. Vivo solo dentro, perché, ora lo capiamo, fuori non viene voglia di andare. Ora consideriamo anche con più attenzione il nostro compagno di viaggio. Ci passa per un momento nella mente un'idea sciocca, che nascere qui non sia un'avventura invidiabile. Che significa? Allora la civiltà e la volontà dell'uomo, la sua intelligenza a che servono? È vero, la Sardegna è una terra sfortunata. Un quinto del suo territorio, il Campidano, che potrebbe essere fertile, è senza acqua. Gli altri 4 quinti sono montuosi e quindi di difficile sistemazione economica e produttiva. Qui per esempio è prevista l'irrigazione? No, dottore, siamo fuori del comprensorio qua. Siamo molto in alto. Ciao, Sisi. Ma quante ragazze conosce? Qua conosco un po' di gente dappertutto. Sono sempre in giro. Infatti, la nostra giovane guida, che è un autista dell'ente Flumendosa, passa da queste contrade avanti e indietro da ben 5 anni, da quando cioè ha avuto inizio quel complesso di opere che per la loro importanza hanno destato l'interesse dei tecnici e competenti di ogni paese. Lei è stato qui con forestieri di tutte le razze, anche con i cinesi, signor Ferino. Un po' con gli americani, i cinesi, i russi. Percorriamo anche noi la strada del cantiere, che addentrandosi nelle montagne attraversa comuni sempre più poveri, così come avviene in tutta l'Italia meridionale ogni volta che ci spingiamo verso i desolati paesi dell'interno. Ecco il cantiere nella valle prescelta per raccogliere quel formidabile strumento di lavoro che è l'acqua, per irrigare e per vivere. Dottore, le prime volte che veni qua, giù per un sentiero, era tutta una vallata simile a tutto il resto. Adesso non sembra vero, dopo 4 anni di lavoro. Questa diga sul Flumendosa, ad Arco Santo Stefano presso Orroli, che tanto ha interessato i tecnici, è di calcestruzzo del tipo ad arco a gravità simmetrica, preceduta da una dighetta di deviazione. Quella dighetta prima sembrava una cosa imponente, adesso invece è quasi uno scherzo di fronte a questa qua. 25 metri contro 125. La capacità del lago sarà di 250 milioni di metri cubi d'acqua e provocherà la sommersione di 2 ponti, uno ferroviario e l'altro stradale, che saranno sostituiti. E il lago che si formerà, incassato fra le rocce del corso stesso del Flumendosa, avrà una lunghezza di circa 17 chilometri. Ma questo lago non sarà il solo. E non basterebbe a soddisfare i bisogni del Campidano. Ecco che vediamo partire dal fondo una galleria di comunicazione del diametro di 4 metri che porterà l'acqua in eccedenza in un secondo lago artificiale, il lago del Mulargia. Ci dirigiamo ora verso il cantiere della seconda diga, lungo la strada che aggira e scavalca la montagna. Qui sotto passa la galleria di comunicazione. A che profondità? 100-150 metri. E quanto è lunga? Dal lago del Flumendosa a quello del Mulargia 6 chilometri. La strada, tortuosa, è naturalmente molto più lunga.
Qua siamo in montagna, il tempo cambia sempre. Infatti, mentre nel Campidano le precipitazioni sono scarsissime, con medie di 400-500 mm all'anno, il Flumendosa, uno dei fiumi più importanti della Sardegna, scorre al lato del Campidano in un bacino ricco di precipitazioni. Questa pioggia che incontriamo nel nostro viaggio sia dunque di buon augurio. Questa è la seconda diga sul rio Mulargia, un affluente del Flumendosa, ed è alta 100 metri. E poi ce n'è ancora una terza, come ci spiega l'ingegnere Ercole Lucchini. Le dighe sono 3, quelle attualmente finite 2. Ma i 3 bacini funzionano come se fossero uno solo. Sono collegati, no? Collegati come vasi comunicanti. Ecco, questo vuol dire che si riempiranno tutti e 3 contemporaneamente. Beh, dipende dalle zone di pioggia. Ognuna ha un proprio bacino di invaso, per cui a secondo dove piove, insomma, si può riempire uno di più e l'altro di meno, però vengono tutti convogliati all'ultimo lago, che è quello del Mularge, dal quale parte la galleria di derivazione, tramite la quale, insomma, va ai canali e all'irrigazione. E si può prevedere in quanto tempo? Anzi, per prima cosa, mi dica, quant'è la capacità di tutti e 3 i bacini messi insieme? Dei bacini insieme sui 600 milioni di metri cubi. Ecco. E per riempire tutti e 3 i bacini quanto tempo ci vorrà? Beh, lì dipende un po' dalle annate, dalla caduta delle piogge. Ora qui ci sono delle annate che sono molto secche, delle altre molto piovose. Si è visto, insomma, che l'annata piovosa è un anno su 5. E allora abbiamo ricorso a questi 3 bacini per fare una regolazione pluriennale, ogni 5 anni sarebbe. Praticamente, se ci fosse un'annata buona, si potrebbe riempire anche in un anno. Anche in un anno. E come previsione 2 o 3 anni. Ecco, 2 o 3 anni appunto, perché in 2 o 3 anni è facile che cada quell'annata buona. Una volta però che i laghi, diciamo che i bacini hanno raggiunto il livello voluto, dopo il deflusso sarà costante? Sì, è regolato dall'irrigazione, quindi il deflusso è uniforme. Indipendentemente dalle annate piovose o asciutte? Sì, quello si accumula, se piove di più se ne accumula di più, se piove di meno se ne accumula di meno. Ma ci sarà sempre acqua, è stato calcolato tutto? Sì, tutto. Ed è in base ai calcoli che sono stati fatti i 3 bacini. bacini. Ecco come si presenta il complesso dei 3 bacini. Quello sul Flumineddu è in comunicazione con quello del Flumendosa e quindi con quello del Mulargia. Dal bacino del Mulargia, un'ultima galleria porta l'acqua al suo sbocco all'aperto presso Senorbì, nel canale principale a adduttore, largo circa 5 metri, di sezione tipo trapezio, capace di una portata di 50 metri cubi al secondo. E di qua l'acqua, che già durante il suo tragitto sarà sfruttata dalla centrale elettrica in caverna di Uvini, verrà utilizzata da un'altra centrale a San Miali e quindi destinata all'irrigazione e in parte anche alla fornitura dell'acqua potabile alla città di Cagliari. Vede, dottore? Questi sono i primi terreni che saranno irrigati. Bisognerebbe trovare qualcuno con cui parlare. Arriviamo ad Ortacesu, troveremo senz'altro qualcuno da intervistare. Quali previsioni fa sull'irrigazione dei suoi terreni, signor Serra? Ecco, come terreno noi che lo conosciamo, troviamo che è molto tenace, vero? Quindi con l'acqua non sappiamo come si comporterà, vero? Con la irrigazione, specialmente a scorrimento. Tenga presente che ci sono i campi sperimentali e che i tecnici consiglieranno per ogni terreno lo sfruttamento più razionale. Purtroppo, vero, sarà un'incognita per tutti perché già abbiamo saputo dai tecnici, ci sono 2 correnti. Uno che ci dice che sarà indubbiamente una cosa buona, vero? E quindi che si potrà fare degli aranceti, eccetera, eccetera. Ma degli altri invece dicono di andare molto cauti e non aspettarsi troppo dall'irrigazione e cercare di sfruttarne nel miglior modo, ossia anche con erbai, se non è possibile in altra maniera. Noi le facciamo i migliori auguri per le riuscite più redditizie. Speriamo, vero? La Sardegna non è davvero la terra della facile euforia e forse i risultati potranno essere anche superiori all'aspettativa della popolazione. Queste ed altre considerazioni ci vengono in mente sulla strada del ritorno verso Cagliari, mentre il cielo si va rasserenando. Il centro di Cagliari dà l'impressione al visitatore che il tenore di vita della città sia aumentato in questi ultimi anni. Occorre però che in tutto il resto della Sardegna aumentino effettivamente le capacità di acquisto e di scambio delle popolazioni. La Sardegna è appena un pochino più grande della Lombardia, 24.000 km² contro 23.800. Mentre la popolazione della Lombardia arriva a quasi 7 milioni di persone,
La popolazione della Sardegna è di 1.365.000 abitanti. Lo sforzo cui dovrebbe tendere la Sardegna sarebbe di poter offrire al suo 1,5 milioni di abitanti un livello di vita media uguale a quello che la Lombardia offre ai suoi 7 milioni di abitanti. Non è una cosa facile, ma lo sfruttamento razionale del Campidano, sia dal punto di vista agricolo che agricolo-industriale, potrebbe avere un peso determinante in questa direzione. Il complesso di opere legate alla trasformazione del Campidano non ha quindi lo scopo di offrire un sollievo temporaneo alla disoccupazione, ma dovrebbe creare i mezzi e le vie di uno sviluppo estremamente importante nell'economia del Mezzogiorno. Se si considera che dopo l'ultima guerra il grado di depressione generale dell'isola, calcolato sulla base di fattori economici, ambientali e sociali, appariva inferiore persino a quello medio del Mezzogiorno, si può immaginare facilmente cosa fosse la Sardegna sino a qualche anno fa. La rete stradale, la più scarsa d'Italia, che non aveva più progredito dal 1910, con la guerra si sfasciò quasi completamente. La stessa cosa avvenne per le abitazioni, 20.000 vani distrutti, alberghi insufficienti. Oggi qualche progresso si comincia a vedere. Le strade, ad esempio, da 7.000 chilometri, che erano nel 1949, sono salite a 17.000. Qualche progresso anche nella ricettività alberghiera e nelle attrezzature portuali. Ma il male della Sardegna è sempre stato la mancanza dell'acqua. E la mancanza dell'acqua si ripercuote anche sulla città, sulla grande città di Cagliari. Non sono rari i periodi in cui a Cagliari ci sono appena 3 ore di acqua al giorno. E la popolazione continua a domandarsi, fino a quando? Dalla breve visita che abbiamo fatto ai cantieri delle dighe è apparsa evidente la complessità dei lavori, per cui alla grandiosità delle opere deve corrispondere un adeguato fattore tempo necessario per portarle a termine. Se da una parte dunque è comprensibile l'impazienza delle popolazioni, dall'altra è ingiustificata la sfiducia che qualche volta affiora nei commenti dei giornali o nei colloqui con le persone. Per illuminare nella sua giusta luce questo aspetto delicato della questione, siamo partiti da Cagliari diretti verso Oristano. Ci fermiamo a parlare con un contadino che sta arando la terra arida del Campidano. Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo della televisione. Sì. Lei è il proprietario di questa terra? No, sono un agricoltore diretto. Questa terra non è sua? No, l'abbiamo in affitto, ma comunque ce l'abbiamo anche di noi. Ho capito. Per cosa sta arando È per il grano. Ha sentito parlare dell'irrigazione con l'acqua del Flumendoso? Sì, come non lo senti. E che cosa ne pensa? Forse sarà troppo difficile arrivare qui, perché sono troppi lavori, dico, passerà tempo. Non è... Lei che cosa prevede che coltiverà con l'irrigazione? Diverse cose, si proverà la cosa più conveniente. Dico, invece di coltivare così cereali e grano, si coltiverà altre cose che renderanno di più. Adesso è prematuro stabilire che cosa. L'idea verrà quando ci sarà l'acqua, direi così. E sul fatto che ci saranno più spese quando ci sarà l'acqua, che cosa ne pensa? Certo che ci saranno anche più spese, ma anche più risorse. Così con le spese in più, le risorse sono maggiori e si può fare anche quello. Il suo ragionamento è giustissimo. Ora, una prova di ciò che potrà diventare il Campidano di Cagliari ce la può dare il Campidano di Oristano, verso cui siamo diretti. Nei dintorni di Oristano, il Campidano è già stato irrigato da anni dalle acque del Tirso. Ed ecco il risultato. Invece del grano, cultura povera che dà ogni anno poche settimane di lavoro, per di più oggi realizzato meccanicamente e quindi con scarsissimo impiego di manodopera, ecco carciofeti, orti e giardini in grado di diventare assai redditizi quando saranno risolti i problemi del trasporto dei prodotti nel continente, oppure il loro confezionamento industriale, oppure il loro stesso consumo locale, il giorno in cui larghi strati della popolazione avranno migliorato il loro tenore di vita. Qui non pare di stare in Lombardia. E questo è veramente riso. Riso per di più che si può raccogliere con la falciatrice, senza l'impiego delle mondine, perché non occorre la monda. Nasce da solo, senza erbacce estranee. L'idea di piantare il riso qui è venuta ad un agricoltore lombardo. Ad un agricoltore, e questo è abbastanza curioso, che giunto a una certa età aveva deciso di non lavorare più e vivere di rendita. Invece, signor Bertazzoni, di dov'è lei? Sono di Brescia, lombardo. Anche il suo fattore è venuto da Brescia? Siamo venuti assieme qua, io e il signor Bertasoli. E com'è andato il lavoro qua? I primi tempi c'era da fare molto, ma adesso insomma è una cosa che pian piano è come là.
Da quanti anni siete qua? Sei raccolti sono. Da 6 anni. E si ricorda quando il signor Bertazzoni aveva deciso di smettere di lavorare? Sì? 2 soldi li avevo, dico lavoro più, ma dopo 1 anno mi sono trovato assieme ai disoccupati, ho avuto vergogna. E allora? E allora mi sono messo in mente di fare qualche cosa. Avevo mandato un paio di fattori io qua in Sardegna e mi scrivevano che qua c'è la possibilità di far questo, far quello, qua coltivavano solo nei terreni asciutti e veniva irrigazione mediante l'opera di bonifica. Allora ho voluto fare una gita per diporto e mi sono ingranato, insomma, nei terreni incolti. Io ho fatto incetta di paludi, perché mentre qua sono molto bravi nelle colture asciutte, grano, barbabietole, sono bravi qua. Nelle paludi non si raccapezzava niente, di modo che il primo anno che io ero qua mi davano tutti il pazzo. Pazzo, poverino, deve fallire, perdeva i soldi, e invece attraverso il riso ho indovinato la coltura. Lei quanti ettari ha in affitto? È un po' sparso in tutta la Sardegna, ne avrò 1 migliaio. Ah, una bella produzione allora. Sì, una bella produzione, sì. E di riso quanto ne fa? Io farò un 6.000 quintali. E di altre produzioni cosa fa? Dopo faccio un 15-16.000 quintali di barbabietole, da zucchero. Poi faccio il foraggio, del grano, 1 migliaio di quintali di grano, 1.500, faccio i carciofi, e tutto. Ma d'importante, che differenza ha trovato per esempio fra qui e la Lombardia? Qua, vede, qua che è il clima molto indicato, qua è l'invernale, inverno. Per esempio a Natale lei vede le falciare del foraggio come da noi il mese di maggio. Gli erbai che si seminano qua in autunno, no? E in novembre, dicembre, gennaio qua trionfano, mentre da noi è tutto gelo. Senta, quante rotazioni di coltura si possono fare qui? Qua si può fare un pochino quel che si vuole. Cioè, per esempio io in quel terreno lì vicino ho raccolto il grano ai 20-22 maggio, ho seminato subito il riso, non trapianto, che il trapianto si può fare anche dopo, ma semina proprio così, è già maturo. Perché la stagione qua in autunno si protrae molto. E lei cosa pensa dell'irrigazione che si farà qui nel Campidano? I soldi spesi in Sardegna per l'acqua sono i più bei soldi spesi che non si possa immaginare. La Sardegna è povera specialmente per la siccità, non piove mai, mai. Da febbraio, marzo a ottobre, novembre non piove mai e può salvare niente, insomma. Quindi con l'acqua la terra sarà buona? Buonissimo, è mai stata irrigata, è mai stata sfruttata proprio come da noi su in Lombardia. Qui ci sono dei contadini delle parti dove fanno la cultura asciutta che dicono sì, l'acqua sarà una cosa buona ma è un'incognita, chissà cosa faremo. Sì, ha mai provato l'irrigazione qua. È una cosa semplice per chi l'ha fatta, ma per chi non l'ha fatta è un'arma anche a doppio taglio, perché se lasciano l'acqua sul terreno 5-6 ore invece che uno soffocano la coltura e allora per i primi 2 o 3 anni si trovano un po' a disagio, ma imparano subito. Ora lei è diventato anche proprietario? Sì, ho fatto la domanda, mi hanno accettato e il mio terreno lo lavoro bene e raccolgo sul serio. Quanto rende il terreno che ha avuto dall'Etfas? Ma rende abbastanza bene perché su 35 aree di bietole ho fatto quasi 200 quintali, su 35 aree ho fatto 200 quintali di bietole. E quindi lei non solo ha il suo campo ma è anche fattore qua? Sì. Intanto che non c'è ancora tutte le comodità là. Ah, ecco. E cosa ci manca là? Anche lei aspetta l'irrigazione, immagino? Di una parte sì. E quando avrà l'acqua sul suo terreno continuerà a fare il fattore qui o se ne andrà? Vado là io. Oristano è una cittadina che in questi ultimi anni ha avuto un certo sviluppo grazie alle iniziative agricole e industriali sorte nei dintorni. Industrie enologiche per la vernaccia, il famoso vino sardo, zuccherifici, ente risi, eccetera. Le vie di Oristano cominciano ad allungarsi da una parte con case popolari e dall'altra con case più piccole costruite da privati che sono giunti a Oristano e hanno trovato quel lavoro che manca nei paesi dell'interno. L'economia dei piccoli paesi nei dintorni di Oristano è un'economia poverissima. La maggior parte della popolazione compra a credito per tutto l'anno dai negozianti che tengono un quaderno zeppo di nomi dei loro clienti. I clienti comprano e i negozianti segnano perché il contante per la povera gente finisce presto.
E quando pagano? Pagano in agosto, dopo il raccolto, e poi ricominciano a segnare. Il primo sintomo di un tenore di vita un pochino più alto è la possibilità che comincia ad avere la povera gente di comprare nei negozi o dai commercianti in piazza, pagando in contanti e quindi a prezzo minore una più grande varietà di articoli a confronto di quelli in mostra nel piccolo emporio del paese. Un tenore di vita più alto, maggiori possibilità di vendere e di comprare, il benessere distribuito equamente a tutti gli italiani, sia che abitano a Novara o a Sassari o a Barletta, sarebbe il segno della maggiore prosperità dell'intera nazione. Sarebbe, come abbiamo detto altre volte, la vera unificazione d'Italia, quella per cui lottarono Garibaldi, Mazzini e i nostri padri, e per cui oggi dobbiamo compiere questo sforzo più moderno e attuale, ma non meno importante e nobile del loro, perché tutti gli italiani siano uguali e per la nostra stessa sicurezza economica anche in campo internazionale nei confronti dell'Europa e del mondo. Che lavoro stanno facendo, signor Relighetto? Spianamenti. Sì. Ci spieghi un po' meglio. Si sta livellando, vero, questi campi che erano tutti pieni di paludi. Allora adesso si sta livellando tutti riempendo queste buche, queste grandi paludi che da tempo erano invase di queste acque, vero? Quest'aria pionieristica, le grandi macchine dell'ETFAS ci piacciono. Ma quanto tempo si è dovuto attendere per questo? Perché nel meridione la gente incominciasse a conoscere dei mestieri diversi da quello del pastore e del bracciante e la speranza di una vita più umana, almeno per i propri figli. Da quanto tempo fa questo mestiere? Quasi 4 anni. E prima cosa faceva? Facevo l'autista in un'azienda privata. È da 4 anni ora che va in giro per tutta la Sardegna? Sì, signora, sempre in giro. Lei è sposato? Sì, signora. E la famiglia dove ce l'ha? Ah, è nel paese, Gono Stramazza. Lontano di qua? Provincia Cagliari, vicino a Mogoro, qui dintorni là. E quando ci va a casa? Ogni sabato. Da qualunque posto si signora, trovi? tutti i sabati. La domenica sempre in famiglia? Signora, una Chi ha in moglie, famiglia? una bambina, Maria Carla. Di quanti anni? Ha appena 8 mesi. Soltanto? È giovanissima. Si è sposato da poco? Da 2 anni fa. Quando andava già in giro per tutta la Sardegna? Sì, da quando sono assunto a Lete. Insomma. E andando in giro ha conosciuto una ragazza, Sì. l'ha sposata? Sì, signora. E dove l'ha conosciuta sua moglie? In paese stesso, è una mia paesana. Ah, Sì. ma allora sempre perché ci ritornava il sabato? Sì, signora, è conosciuta la mia moglie. Sì, signora. Grazie e auguri. E son felice la luce t'accarezza sfiorandoti i capelli e passa silenziosa, gira e va. Per sole 100 lire, a più di 100 miglia, risplendono gli orecchini su di te. La luce brilla sugli